Venezia. Ieri mattina al Palazzo Grandi Stazioni della Regione del Veneto si è tenuto l'incontro, protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, parti sociali, ANCI Veneto, UPI Veneto, Banca d'Italia, Union Camere del Veneto e il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali del Veneto, per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L'incontro, convocato dal segretario generale della programmazione Maurizio Gasparin, ha visto la partecipazione dell'assessore al territorio, cultura e sicurezza Cristiano Corazzari insieme ai membri della cabina di regia, tra cui il consigliere regionale Roberto Bett, Silvia Zangirolami della segreteria generale della programmazione e Pierluigi Granata dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La cabina di regia della nostra regione ha effettuato una ricognizione delle iniziative in corso e programmate per prevenire, contrastare e monitorare il fenomeno della criminalità organizzata e mafiosa, condividendo gli interventi per portarli alla conoscenza di tutti, ha dichiarato l'assessore Corazzari. Ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare e vigilare, unendosi al lavoro di magistrati, forze dell'ordine e istituzioni, per non concedere spazio alle organizzazioni criminali. Unire le forze significa creare condizioni affinché due modelli di economia, legale e illegale, non si intreccino, originando quella che è chiamata zona grigia, ha concluso l'assessore Corazzari, evidenziando il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, dei sindacati, degli enti pubblici e delle scuole in questa azione di contrasto. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.